La cattedrale riaperta suscita negli agrigentini tanta voglia di rivisitarla. Dopo anni di chiusura, stamani tanta la gente presente, fedeli, le famiglie. Anche chi incuriosito chiedeva sulle sue origini nel giorno della festa del patrono e tanti turisti presenti. Ad accompagnarli le guide di Ecclesia Viva. Ma in questo momento per noi, in quanto Ecclesia Viva, l'opportunità è duplice, sia di far conoscere insomma, a chi arriva e chi ha voglia, anche gente del luogo, molta gente del luogo, di ripercorrere quella che è la storia della propria città, perché la cattedrale di Agrigento, non dimentichiamo che raggruppa al suo interno delle peculiarità importanti nel carattere non solo religioso ma culturale siciliano, la mistura di qualsiasi tipo di dominazione che la Sicilia ha avuto, e quindi il miscuglio culturale importantissimo come lascito, ma il significato è duplice perché anche per noi c'è una grandissima voglia di ripercorrere, riraccontare i nostri luoghi, che danno sempre ovviamente, oltre a un valore tradizionale, anche un valore culturale e personale molto importante. Signora, lei è stata incuriosita da questa, lei è venuta qui oggi, ha avuto delle risposte, è stata incuriosita sulle notizie che le hanno dato. Cosa l'ha spinta nel giorno di San Gerlando? Una notizia importante sicuramente. Certo, mi ascolti, io per quanto riguarda la mia presenza qua per questa visita così della riapertura dopo un'attesa così lunga, prima di tutto per la vocazione di San Gerlando, perché chi sa la storia di San Gerlando è stato un grande cavaliere, è venuto dalla Francia e poi è stato eletto perché attraverso i libri, i manoscritti ha fatto tanti miracoli, e quindi l'Agrigentino circa, un 20 anni, 30 anni fa, io ricordo proprio dai nostri antenati, che era veramente sentito molto dagli agrigentini, anche se si festeggia la morte di San Gerlando, perché come sappiamo non sappiamo l'origine della nascita, dei date, però so pure che è qua San Gerlando. San Gerlando abbiamo noi evidentemente, come voglio dire, i resti, i reliqui di San Gerlando sono qua, e quindi io in questo caso vorrei dare un invito a tutti gli agrigentini che San Gerlando credo che sia l'unico santo di cui abbiamo i reliqui e che le possiamo noi evidentemente venerare, perché si adora Dio e si venerano i santi, sottolineiamo. Dopo tanto tempo è un'emozione vedere aperta la cattedrale e rivederla proprio nel tutto, com'è, nel suo splendore, esatto. È molto bella la cappella barocca, o anche il tetto che presenta due particolarità, una a cassettoni e l'altro a capriate, ed è molto interessante proprio per l'unione di due culture. Seguirai la messa oggi, il pontificale? Sì, certo. Diciamo che la parte che ti incuriosisce di più è quello che non vedi da tanto tempo. Io ho la fortuna di vederla perché proprio adesso, proprio fin da piccolino, perché magari molte persone, magari più grandi di me, non hanno avuto questa fortuna e la vedono solamente dopo tanto tempo, e magari chi ora non c'è più non la può neanche vedere. E la parte che ti incuriosisce di più è proprio quella che non hai visto per tanto tempo, o meglio, che hai visto con tutte le imbalcature, con tutte, o in fase di costruzione, ecco. Lei ha ritenuto di portare i suoi qui. Oggi è un giorno particolare, c'è una parola. San Gerlando è il patrono di Agrigento e mi pare giusto come catechista fare vivere questo momento, questa bella cattedrale dentro, dopo tanti anni è stata riaperta.